18ª giornata del campionato di seconda categoria C al campo sportivo Tre Campanili di Bogliasco, tutto è pronto per il big match del girone. Il Levante, prima della classe in divisa granata, possiede il miglior attacco ed esce da una serie di 5 risultati utili. Ma dall'altra parte del campo ecco lo Sciarborasca in completo giallo-blu. I ragazzi di mister Berogno occupano la quarta posizione della classifica ma possiedono la miglior difesa. Basterà questo a fermare il treno bianco-rosso-blu? Scopriamolo insieme nella nostra sintesi che si apre già al 7° minuto con l'intesa sulla tre quarti campo tra Ruiz e Girardi. Canonata del numero 8, Pisseri si tuffa e mette miracolosamente in angolo. Episodio importante al 21esimo con la rimessa laterale di Biagiotti dalla sinistra. Paroli prova l'incornata ma Parodi ci mette la mano. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty. Sugli 11 metri si presenta Ruocco ma il bomber si fa incantare da uno straordinario Pisseri che intuisce la traiettoria e respinge bene. La difesa giallo-blu è straordinaria e riesce a bloccare tutte le incursioni degli avversari, ma al 44esimo si registra un nuovo episodio pericoloso con il lancio in profondità di Biagiotti, la torre di Ruocco e la tentata finalizzazione di Cimieri che subisce fallo da Comito. Anche in questo caso l'arbitro indica il dischetto immediatamente. Ruocco vuole riscattarsi e lo fa perché il suo destro lascia di succo Pisseri e si insacca. Il primo tempo si chiude quindi sul parziale di 1-0, ma grazie all'immagine al montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa. Tempo di straordinari per Amoviolo dilettantissimo perché al 46esimo i locali lamentano un tocco di mano in aria di Comito su conclusione di Ruocco. Il signor Carubini di Genova è ben posizionato e facile di proseguire, ma rivediamo le immagini a rallenti. I Granata continuano a spingere e si rendono pericolosi anche su palla inattiva con il corner di Cimieri che arriva in mezzo. Di Ferrari carica l'incornata ma è imprecisa e la sfera colpisce incredibilmente il fallo, sfiorato il raddoppio. Poco male perché dopo appena 4 minuti arriva il secondo gol. Cimieri dalla bandierina, sponda di Ruocco e deviazione in porta di Poroli. La palla è ancora lì e la tenacia del numero 4 viene premiata perché è proprio il suo appoggio con la testa a entrare in rete e a regalare al Levante il 2-0 al 62esimo minuto. Passata la mezz'ora di questo secondo tempo, ecco l'azione corale dei padroni di casa con Ruocco che serve in profondità Cimieri. Il numero 10 si fa beffa della difesa e prova a crossare. Nonostante in area fossero presenti Ruocco e Ruiz, il rasoterra è impreciso e Pisseri riesce a bloccare. Il lavoro di Enrico Figus e dei suoi replay non è ancora finito perché a 5 minuti dal 90esimo Ingegneros entra in area e viene pressato da Biagiotti. Il giallo-blu cade a terra ma per il direttore di gara l'attaccante ospite avrebbe simulato il fallo. La panchina giallo-blu rumoreggia e l'arbitro decide di espellere Gianni Berogno per le reiterate proteste. Esauriti i 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio, Levante batte Sciarborasca per 2-0. Ottima prestazione dei Granata che in questo modo si portano a casa i 3 punti. Granata appunto che nella prossima settimana saranno impegnati per ben 2 volte, mercoledì il recupero contro il Borgo Incrociati e domenica partita canonica contro il CEP. Nulla da fare per lo Sciarborasca che appunto nel prossimo weekend affronterà il Voltri 87.